Media Nord-Est ancora primo network televisivo locale in Italia con 1.100.000 telespettatori ogni giorno e Antenna 3 prima televisione locale in Italia secondo i dati Auditel di novembre. La nostra informazione, stando quindi ai dati certificati Auditel, è sempre più leader nelle 24 ore, lo è stata come sempre più di sempre anche il mese scorso. Antenna 3 resta saldamente la prima emittente televisiva d'Italia, Media Nord-Est il primo network regionale. Un mese denso di fatti, quello di novembre, iniziato con l'emergenza maltempo e poi proseguito con l'angoscia, la speranza e infine il dolore profondo e collettivo per la morte di Giulia Cecchettin. Fatti che vi abbiamo documentato in diretta con rigore, professionalità e con il massimo spirito di servizio, ben consapevoli del legame che abbiamo con tutti voi, telespettatrici e telespettatori, un patto di fiducia e di servizio pubblico che si vede nei numeri. Eccoli nel dettaglio. Antenna 3 totalizza 508.861 contatti giornalieri, in crescita rispetto al mese precedente di ottobre, già da record 9.947 l'ascolto medio. Alle spalle, ancora una volta, emittenti regionali molto radicate nei rispettivi territori, come Telenorba 8.997, la Sarda Videolina 8.331, Tele Lombardia 7.131, la Campana Canale 21 6.993, Antenna Sicilia 2.976. Il numero tocca quasi le 20.000 unità se si guarda l'intero gruppo Media Nord-Est, che oltre ad Antenna 3 comprende Rete Veneta, Tele Nord-Est e la Triestina Tele 4. Il boom nella fascia serale dei TG, oltre 65.000 gli ascoltatori medi, anche questo un dato in continua crescita che ci vede competere direttamente con le televisioni nazionali Rai e Mediaset. In termini assoluti nelle 24 ore 1.100.000 telespettatori, insieme noi e voi una grande forza per quello che è, senza se e senza ma, il principale polo televisivo locale d'Italia con Antenna 3 prima assoluta. A tutti voi ancora grazie.